Le motivazioni che dovrebbero spingere ciascuno di noi a leggere il libro Oltre la destra sono delle motivazioni che vanno ben al di là del ristretto ambito contenutistico dell'opera. Gli 11 articoli contenuti nel volume, infatti, vanno a sviluppare e ad approfondire nella forma di cammei oltremodo comprensibile e di facile lettura i profili biografici di tutti quegli uomini che negli anni della Prima Repubblica, dal 1946 al 1992, hanno prestato la loro opera intellettuale e politica sotto le insegne del Movimento Sociale Italiano. Uomini del calibro di Giorgio Almirante, Pino Rauti, uomini della levatura culturale di un Beppe Nicolai, hanno insegnato come portare avanti quei valori capaci di conciliare il credo nella nazione, la difesa del lavoro, la cooperazione dei ceti, in una struttura, nella nuova struttura dell'Italia democratica, che guardava naturalmente con forte criticità al suo recente passato. Grazie all'operato di questi uomini, che viene ricordato in questo libro, è possibile trovare quelle radici e trovare quei punti di riferimento oggi più che mai necessari per svolgere un'attività politico-culturale all'insegna della consapevolezza.